trattano buoni e trattano buono a loro. Come mi trattano così trattano. Tu guarda, mi scendo, la paletta in faccia, mi sta preso. Nemmeno i documenti, si inapala, subito, si inapala. Su che inapala, che ci vuole fare? Guarda, tu tieni precedente, omicidi, spacciatori di droga. Tutte carine, manca un latte mattina ma capire. No, lasciamo dire, dammi i documenti. Può essere mai tu si la scambia, non tieni nessun precedente. No. E spero che tieni qualche precedente perché lasciamo tutto ai poveri a Piciriano. Uno veste malamente nasce malamente, non diventa, non si diventa, si nasce. Perché sono nato buono e sono cresciuto da quella scienza 7, poteva diventare malamente, no, sono stato sempre buono. Poteva diventare, però, che facevo? Sapeva la sera se mi ritirava a casa no. Invece se vai a Picco, a quel paese a 10 km da Rio, quello parlano diverso, la gente un po' più lunga, capito? Ma adesso sono un po' più strani, ce n'è guagnato, ce l'hai fatta sera, capito? Tutti parlano un po', invece il foggiano è più stretto. Che fa? Oh, sto potendo venire qua, no? Parlano tutti, aiuto, fa. È come se avrebbero mangiato sempre agli, no? Agli di partito. Indeterminata, era una cooperativa che quando ti stavano fuori, quando tu volevi stare fuori, ti stavano fuori quando volevano loro. Però non ci mai avuto un contratto a tempo indeterminato, sempre a tempo determinato. Siamo come James Bond, facciamo in missione quando andiamo a Nord. Superman, tale qua. Andiamo a fare missione, un mese, 10 ore, 5 ore, 20 ore, 6 ore. Che tu dica a fare? Io tengo 26 anni, sono fuori a 4 anni, tengo solo a fare un pezzo di dicembre, ho fatto l'intervista, poi le mando alla la sera pioveva, erano le 4 e mezzo dentro che cazzo ci bagno, adesso qua, devo solo senza sigarette. Esco in pigiama e sciabato, ho fatto 1,5 km con l'orecchio qua tutta fasciata, acqua di cielo, acqua, 1,5 km a Forte dei Mamma, io che sapevo dove ero stato, e camminavo e sono uscito dall'ospedale per sigarette. Con l'anestesia ancora aveva sigarette, troppo bisogno. Si manate nel 43, quello del 40. Quindi io per la guida elementare avevo fatto 7 km a piedi, perché ogni 4 paesi c'è una scuola. Attraversare i binari e campagna. La mattina, prima che arrivava alle 9, figli e contadini, era che c'è prima a stalla e poi le scarpe, non bimbi, le scarpe ai soldati, che ci potevano permettere? E c'è una presciuta tutti quanti la mattina, perché sennò che mio fratello si prendeva le scarpe a me, perché erano i giubboni, è vero o no? Una volta che uscivo da Vendete, si è lasciata a Vendete. Sono arrivato a Roma, vado, mi danno un decreto di espulsione addirittura. Mi scuso io, gli faccio il senso io. Non fa cos'è che lei c'ha un decreto di espulsione a suo carico? Dice no, è un decreto di espulsione. Mi è scaduto da poco il permesso del giorno, già un decreto di espulsione, poi non è che non ho voluto rinnovare, stavo carcerato la prima volta e non lo so come devo fare per rinnovare. Insomma, vabbè, qui dicono che si entra nel 90 clandestinamente. Pensate, la casualità, uno che gli ha dato nome, cognome e data di nascita mia, tutte e tre azzeccate alla vita. Insomma, faccio io nel 90 ho preso la quinta elementare qua e nel 94 la terza media, come faccio a studiare se sto clandestino?
E poi c'ho tutti i documenti, il libretto sanitario, il foglio rotary, la patente. Io ho avuto l'esperienza di stare in Francia, 6 anni, ho fatto la Germania, ho fatto l'Inghilterra, je parle français très bien, attendez, j'ai émigré à 27 ans, maintenant je suis in Italie, e voilà aussi, è una questione di intelligenza, avere questa forza di emigrare, di conoscere altri popoli, di essere vivo. Io sono un ragazzo vivo, mi piace vivere la vita. Allora se oggi ho gli occhi aperti per godermi la mia vita, io me la devo godere fino in fondo. I soldi è la dannazione dell'uomo. Noi siamo dannati a lavorare per i soldi, a fare una famiglia per i soldi. Siamo, come dire, vincolati dei soldi. Dobbiamo fare qualcosa, ci vogliono i soldi. Dobbiamo andare lì, dobbiamo fare i soldi. Devi sposarci, ci vogliono i soldi. Devi morire, anzi, non ti puoi neanche più permettere di morire. E adesso per morire ci vogliono 10.000 euro. 10.000, per dire poco. Devi comprarti l'ovulo, devi fare i funerali. Ci vogliono 20.000 euro. Costa più morire che sposarti a momento. E sto dicendo la verità, è come dico io, no? L'agenzia ti fa faticare, devo far faticare solo 6 ore. Poi ti fa stare 10 ore a casa e poi si richiama, si è disponibile solo per una di 4 ore. Dovrebbero fare come hanno fatto, come stanno con i grandi in Francia, la gioventù, come sta facendo la gioventù in Francia. Una bella rivolta come questa. E che mi fa? Stiamo all'altezza di fare che cosa? Il lavoro è pregare, è pacifico. Però non stiamo all'altezza di dire ci abbiamo organizzato, ma ci abbiamo organizzato per fare il gol. L'unica cosa che ci potremmo organizzare è napoletano che stiamo all'estero e fanno una partita di pallone. Ho girato sempre, sono stato in giro un po' in tutta l'Italia. Tante volte ho trovato tante fregatine, non trovando lavoro, ritornando di nuovo indietro, trovando sempre i disagi, ma purtroppo l'Italia è fatta così e non penso che cambierà. Caduc Ișvinț, Ucanienie.